3 spaventose incompiute, 3 cattedrali nel deserto. Potrebbe essere questo il nuovo record del Veneto, e cioè il Mose, la Pedemontana e l'ospedale di Padova. Sul Mose sarebbe meglio stendere un velo pietoso, ma ne dobbiamo parlare per forza, perché adesso si parla addirittura che potrebbe entrare in funzione nel 2026, quindi potremmo celebrare l'anniversario 60 anni dalla grande alluvione del 66 proprio nel 2026. Ormai è una barzelletta, è qualcosa che ci ricopre di ridicolo in tutto il mondo. Era stato annunciato l'inizio dell'innalzamento delle paratie mobili per il 2018, adesso se va bene si andrà al 2020, 2024 e d'altra parte sono anni e anni che si continua a far slittare l'inizio di questa grande opera idraulica e ovviamente la colpa è di coloro che ci hanno mangiato, l'hanno trasformato in una mangiatoia bassa questa grande infrastruttura, ma non per questo ci si deve fermare. C'è chi dice che non va più fatta. Cosa ne facciamo? La trasformiamo in un altro albergo con vista laguna in cemento armato? Lo lasciamo lì come monumento alla corruzione e alle inadempienze di questo Paese? Meglio evitare, si vada avanti, si cerchi di superare le beghe delle perizie che parlano di leghe di acciaio non adatte alle cerniere, insomma sembrano tutte scuse per mettere ancora una volta il bastone tra le ruote, perché questo si fa in Italia e nel Veneto in particolare. Chi vuole fare viene fermato, a prescindere dai suoi errori. La Pedemontana, grande opera anche questa, bastoni tra le ruote dappertutto, forse si arriverà ad un accordo, il governatore Zaia sembra ottimista, ma molti remano contro. Eppure il passante, sia pure realizzato da Galan, che giustamente ha dovuto scontare una pena per i suoi errori, per i reati che ha commesso, il passante ha cambiato la vita a tanti veneti. E poi c'è ancora un'altra infrastruttura che è ferma, anzi non è neanche iniziata e chissà quando mai inizierà, l'ospedale di Padova. Anche lì beghe, ricorsi, controricorsi, commissari che non firmano. Queste grandi opere, se sono utili alla collettività, vanno realizzate a prescindere dai guai che sono stati combinati da coloro che le dovevano far entrare in funzione o che le dovranno gestire, perché se una grande opera aiuta una comunità, va fatta, al di là di tutto, a prescindere da tutto.